200 diffide pronte a partire entro mercoledì. Destinatari 200 operatori sociosanitari del Trevigiano avranno 5 giorni per vaccinarsi, altrimenti scatterà la sospensione. Benazzi è la stretta finale. Matteo Salvini oggi pomeriggio a Conegliano per incontrare i leghisti della Marca e serrare le fila in vista delle comunali d'autunno. Giustizia e autonomia tra i temi affrontati. Ancora senza un nome il cadavere ritrovato in un appartamento abbandonato di proprietà della parrocchia di San Rocco a Conegliano. Succede in pieno centro, entra in azione anche la polizia scientifica. 2 arresti e una denuncia, 3 pusher presi negli ultimi giorni grazie all'operazione antispaccio del Comando Provinciale dei Carabinieri di Treviso. Il più giovane ha solo 15 anni. 4 giovani sono stati denunciati dai carabinieri di Castelfranco per falsità materiale. Avevano falsificato il certificato di idoneità sportiva per iscriversi in palestra. Lo stato di salute delle acque del Sile non è buono, presenti ammoniaca ed escherichia coli, così il nuovo report Lega Ambiente, mentre il Comune di Treviso accelera sulla realizzazione del sistema fognario. Attivato un nuovo progetto per i pazienti affetti da long Covid, 1200 solo nella Marca saranno coinvolti in gruppi di cammino sul territorio, oltre il 20% ha problemi di ansia e di stress. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In apertura di questa edizione trevigiana la linea dura ufficializzata questa mattina dall'ULSS 2 nei confronti dei medici, degli infermieri, degli operatori sociosanitari, ovvero gli OS degli ospedali e delle case di riposo nella Marca. Parliamo dei sanitari no vax. Mercoledì partiranno ben 200 diffide. Partiamo da qui. Oggi stiamo parlando di 200 persone, ma chiaramente la Commissione sta lavorando su altri numeri e man mano che la Commissione ci fornirà i nominativi noi procederemo. È la stretta finale, quella che tutti aspettavamo e finalmente siamo arrivati. L'ULSS 2 ora fa sul serio e da mercoledì invierà le diffide a tutti quegli operatori individuati come Novax, medici, infermieri e operatori sociosanitari che fino ad oggi non si sono vaccinati per scelta. Avranno 5 giorni di tempo per procedere all'immunizzazione, se non lo faranno scatterà lo stop all'attività lavorativa. Sospensione comporta che fino al 31 dicembre 2021 non potranno lavorare nelle strutture e poi ovviamente il non lavoro comporta anche il non stipendio. Questione etica, sanitaria ma anche organizzativa, con l'ULSS che sta già mettendo in conto eventuali ripercussioni, leggi stop al piano ferie, attivazioni di straordinari o inserimento di nuove risorse. Ne parleremo anche con le organizzazioni sindacali quando sarà il momento, entro il mese. Insomma, il dado è tratto proprio nei giorni in cui il contagio riprende quota, complice la variante Delta che ha superato ufficialmente l'inglese con l'ultima rilevazione tra i casi sequenziati. 103 la Delta, quindi 100 l'inglese, 30 ciascuna, sudafricana e nigeriana, 29 la brasiliana, 11 l'egiziana. La variante Delta, come poi in tutto il mondo, ormai anche da noi adesso è 1/3 circa dei positivi. Noi stiamo vedendo però che decisamente sta aumentando, quindi è facile che vada a sostituire la variante inglese. Trend che porta ad accelerare sulla campagna vaccinale, sulla sensibilizzazione delle nuove generazioni, le più interessate dal contagio e le meno vaccinate. Da qui la campagna social rivolta proprio ai ragazzi trevigiani, mentre sono 52.000 i posti ancora a disposizione. Oggi dai 12 ai 30 anni vediamo che l'adesione alla vaccinazione è bassissima. Ecco perché siamo partiti con una campagna vaccinale con ovviamente dei testimonial giovani. Ecco perché diciamo alle persone l'unico modo per salvarsi da questa pestilenza, da questa Covid e dalla variante Delta è la vaccinazione. Collegata alla partita del personale scolastico, 8 su 10 sono vaccinati con seconda dose, ma si vuole superare il 90%. Contagio che cresce quindi, ma che al momento non preme sugli ospedali se non per quei soggetti sprovvisti di vaccino. 4 i ricoverati al Cafoncello, tra loro una donna in gravidanza, 3 a Vittorio Veneto, una persona in terapia intensiva dove in queste settimane si deve far fronte a un alto numero di traumi per incidenti. Con la caduta delle restrizioni si è tornati a muoversi, spesso premendo sull'acceleratore. In isolamento in tutta la Marca invece ci sono circa 900 persone, anche questo un numero che, visto il trend e le regole attuali della quarantena, è destinato a crescere. Il fronte caldo quindi è quello degli operatori no vax e su questo è intervenuto anche il governatore del Veneto Luca Zaia. Sentiamolo.
L'indagine trevigiana sulla presunta corruzione per avere il certificato vaccinale senza aver effettuato l'iniezione, le diffide legali, le scuse inverosimili. Il problema dei sanitari Novax è diventato ormai non più rimandabile. Dopo ripetuti inviti ed incontri, il numero di medici, infermieri e OSS non ancora immunizzati in Veneto è sceso dai 40.000 iniziali, ma rimangono ancora oltre 20.000 addetti che non si sono vaccinati. La legge prevede l'obbligo e per chi non si mette in regola la sospensione senza stipendio dal servizio. Il direttore generale della Sanità Veneta Luciano Flor, dopo aver incontrato i vertici delle ULSE e i rappresentanti degli ordini professionali di medici e infermieri, ha dato l'ultimatum: da agosto partiranno le sospensioni. E sulla questione dei medici non vaccinati è intervenuto anche il presidente della Regione Veneto. Sui medici ci sono 3 categorie, perché forse varrebbe la pena anche dire come stanno le cose. Chi ha studiato i vaccini e si vaccina, punto. Chi è contrario, cioè fa il Novax, e di questi ce ne sono alcuni, non tantissimi, e il Novax io mi chiedo, ma cosa hai studiato a scuola se sei contrario a tutti i vaccini, sei contrario alle vaccinazioni? Dovevi dirlo quando andavi all'università, così non ti davano neanche la laurea a sto punto, no? Cioè, come dire che un poliziotto fa tutti i corsi e poi rifiuta la pistola. Terza categoria della quale non si parla mai, non è vero che sono Novax quelli che non si vaccinano, ma sono quelli che si sono vaccinati in passato, fanno i vaccini, li fanno agli altri, si fanno i vaccini, ma davanti al vaccino del coronavirus hanno paura. Questa è la vera storia. E allora alcuni fanno in modo di non vaccinarsi. Ma se tutti avessimo fatto così, oggi saremmo ancora con gli ospedali pieni, vorrei ricordare. Perché se oggi abbiamo comunque svuotato gli ospedali è perché comunque il vaccino sta dando i suoi effetti. E ci sono gli effetti del Covid su chi ha contratto la malattia, e sono circa 1200, pensate, le persone che nella Marca hanno sviluppato la sindrome acuta del long Covid. A loro si rivolge un nuovo progetto per riportarli alla normalità. Il 60% dei ricoverati dopo 12 settimane ha ancora una sintomatologia. Sono circa 1200 solo nella Marca i soggetti affetti da long Covid, ex ricoverati che faticano a ritornare alla piena funzionalità, soprattutto motoria. A loro si rivolge il nuovo progetto dell'ULSS 2 che vede in campo il Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione e l'unità operativa complessa di prevenzione e controllo delle malattie croniche, accanto ad alcune associazioni di istruttori di gruppi di cammino sul territorio. Già perché l'idea è quella di coinvolgere i pazienti usciti dalla fase ambulatoriale incamminate all'aria aperta con piani personalizzati, camminare quindi per lasciarsi alle spalle il Covid e i suoi sintomi. Per essere etichettati come portatori di long Covid, i sintomi sono, oltre chiaramente a quelli motori funzionali, ma per esempio dolori toracici, soprattutto una profonda astenia, una profonda debolezza, dolori muscolari e dolori articolari, vomito, diarrea e nausea. Sintomi fisici, ma non solo, il Covid prova sempre di più anche le menti. Circa il 23% delle persone affette da long Covid hanno ansia e depressione, ed è per questo che è molto importante anche questa iniziativa, perché la risocializzazione è molto importante anche per andare a contrastare questa tipologia di sintomatologia. Apriamo la pagina politica con il passaggio a Conegliano nel pomeriggio di oggi del leader della Lega Matteo Salvini, poi testimone di nozze a Rivinelago per l'ex ministro e senatore Gianmarco Centinaio. Comizio in piazza Cima a sostegno del candidato sindaco della Lega. Io voglio crescere in un paese libero, con un po' di tasse in meno, una giustizia più efficiente e poi con l'autonomia che arriverà, perché il Covid ha insegnato che se non avessimo avuto i sindaci e le autonomie locali e i governatori come Zaia, campa cavallo. Ha toccato volutamente un tema caro ai veneti per ribadire che la pratica non è archiviata, e tanto è bastato per raccogliere il consenso dei cittadini presenti oggi pomeriggio in piazza Cima a Conegliano. Autonomia sì, ma non con questo governo. Ovviamente non posso garantirvi che al governo con PD e 5 Stelle porteremo a casa l'autonomia e la flat tax, però adesso difendiamo le conquiste che abbiamo ottenuto
e fra un anno, quando finalmente gli italiani potranno votare, il centrodestra vince, la Lega sarà primo partito di questo paese e ai nostri figli lasceremo una Conegliano e un'Italia più bella. Lega che guarda alla sicurezza delle città con la scelta precisa per il comizio da parte del candidato Carbellotto. Quelli che vengono qua a far casino, a spacciare e a campare alle spalle degli altri tornano a casa dal primo all'ultimo, perché non abbiamo bisogno di certa gente, abbiamo tanti anziani e padri separati in difficoltà anche in provincia di Treviso, senza dover mantenere un esercito di gente che non ha nulla da dare ma troppo da chiedere. Salvini in Veneto anche per la raccolta firme per il referendum sulla giustizia. Chiunque sbagli nella vita paga, tranne una categoria di lavoratori che decidono sulla vita, sulla libertà e sul futuro di padri e madri di famiglia. Con queste firme anche un giudice, se sbaglia, paga. Veneto, regione del deputato padovano Alessandro Zan, legato alla contrastata legge sull'omofobia. A casa sua ognuno fa quello che vuole, ama chi vuole, senza dover essere offeso da nessuno, e quindi puniamo i cretini che offendono in base al sesso, in base alla razza, in base al colore della pelle, ma togliamo da quella legge l'utilizzo dei bambini, la cui educazione spetta alla mamma e al papà. Non allo Stato o a qualche associazione, alla mamma e al papà. Infine i vaccini, con Salvini contrario all'obbligo del Green Pass. Perché i dati degli ospedali dicono che non ce n'è bisogno. E lei è già vaccinato? No, io sono prenotato per agosto. Rimaniamo a Conegliano, ma per la cronaca, perché non ha ancora un nome il cadavere ritrovato nella giornata di ieri in un appartamento del centro. Via Pittoni, pomeriggio inoltrato di un venerdì d'estate, mentre le famiglie si dirigono verso il centro consumano un gelato poco più in là, verso via Carducci, in un appartamento di proprietà della parrocchia di San Rocco viene trovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione. Sul corpo nessun segno di violenza, un corpo che ancora non ha un nome e un cognome. L'identificazione è un po' problematica in quanto la persona era priva di documenti e per cui essendo anche in stato avanzato di decomposizione non è stato possibile dai nostri agenti di polizia scientifica procedere a fare le impronte. Stamattina abbiamo chiesto anche l'ausilio della polizia scientifica della questura di Treviso, però anche loro hanno confermato la tesi e quindi serviranno delle indagini di laboratorio più approfondite. 2 le piste seguite, la più accreditata quella di un clochard che nell'ultimo mese è stato visto girare in zona. A chiamare le forze dell'ordine il parroco di San Rocco. Ha visto che un balcone che era aperto e allora ha deciso di entrare dentro e capire perché il balcone era aperto e si è accorto insomma che c'era qualcosa che non andava e ci ha chiamato. L'ipotesi più accreditata è quella della morte naturale. Secondo il medico legale la morte risale almeno a 10 giorni fa. Ma dobbiamo darvi conto, sempre per la cronaca, di un'importante operazione contro lo spaccio di droga, arrestati 3 pusher, tra loro anche un 15enne. Dalla provincia di Vicenza fino a Possagno per comprare la cocaina. I carabinieri del Norma di Castelfranco Veneto hanno sorpreso proprio in flagranza 2 stranieri di nazionalità marocchina di 35 e 40 anni mentre vendevano 2 dosi di droga a 2 giovani clienti in via Olivi. Per questo i 2 stranieri sono stati arrestati. Con sé avevano altri 10 grammi di cocaina, 18 grammi di hashish e materiale per il confezionamento della droga. Parallelamente, sempre impegnati in uno specifico servizio antispaccio, una pattuglia della tendenza dei carabinieri di Oderzo ha individuato 3 giovanissimi al Parco Stella, uno dei quali, uno studente 15enne, aveva della droga, 5 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish e un bilancino di precisione che custodiva in tasca, mentre gli altri 2 coetanei che erano andati lì per comprare sono stati segnalati alla prefettura in quanto assuntori. Per il comandante provinciale dei carabinieri di Treviso, il colonnello Gianfilippo Magro, sono attività necessarie per il contrasto del fenomeno dello spaccio, ma è importante ricordare la collaborazione sempre costante con la scuola, le famiglie e il territorio. Si tratta di interventi che vengono svolti sotto il profilo repressivo assieme alle altre forze di polizia presenti sul territorio, ma anche sotto quello preventivo grazie all'ausilio
delle agenzie educative e agli enti preposti. L'ultimo intervento in ordine di tempo è quello dei militari della sezione operativa della Compagnia dei Carabinieri di Treviso, che all'esito di perquisizione a casa hanno deferito in stato di libertà un 50enne trovato in possesso di 4 piante di cannabis, 12 grammi di marijuana e un bilancino di precisione, oltre a materiale per il confezionamento dello stupefacente. L'obiettivo dunque evidentemente era quello di coltivare per vendere. 4 giovani, 3 ragazzi e una ragazza sono state denunciati dai carabinieri di Castelfranco per falsità materiali. I 4 per iscriversi in una palestra della città avevano falsificato il certificato di idoneità sportiva scaricando il modulo di un poliambulatorio e scannerizzando la firma di alcuni medici. Ad accorgersi che qualcosa non andava nel documento sanitario il personale della palestra, che ha quindi avvisato i carabinieri. Verificata la falsificazione, i 4 giovani sono stati denunciati per falsità materiale commessa da privato. Parliamo adesso di ambiente, perché il fiume Sile resta un malato cronico, così dice l'ultimo report di Legambiente, con il comune di Treviso che corre ai ripari e accelera sul fronte della realizzazione del sistema fognario. E nel complesso quindi soffre per la depurazione delle acque, quindi abbiamo trovato nei nostri campionamenti parametri molto elevati di Escherichia coli e quindi abbiamo sicuramente una problematica sulla depurazione. Tra sufficiente e insufficiente, così è stato giudicato lo stato chimico del Sile, monitorato in 5 punti da Legambiente all'interno del progetto Operazione Fiumi. Elevati i valori di ammoniaca ma anche di Escherichia coli, batterio indicatore di contaminazione fecale nelle acque, e non va meglio sotto l'aspetto geomorfologico. Il Sile, essendo un fiume fortemente antropizzato, ha il difetto di avere una scarsa naturalità e dunque è in difficoltà su questo aspetto. Una fotografia al fiume di risorgiva più lungo d'Europa, definita preoccupante dalla stessa Legambiente, che nel suo report evidenzia come sia necessario risolvere il problema della depurazione delle acque. A Treviso la popolazione non servita da rete fognaria si aggira ancora attorno al 60%, con l'amministrazione Conte che sta tentando di porre rimedio a una situazione paradossale quanto storica. Abbiamo in progettazione, ma lo stiamo realizzando, di raddoppiare la rete idrica e fognaria all'interno del comune entro la fine del mandato. In questo modo anche il Sile può diventare più pulito. Sì, certo, il Sile si pulirà di conseguenza perché eviteremo le sverse degli organici, e quindi noi stiamo lavorando sia come lavori pubblici sia come settore ambiente, assieme ovviamente ad ATS, per riportare il fiume a essere quello che era una volta. Ma la questione è anche culturale e riguarda i più giovani, con il comune che ha attivato laboratori ambientali nelle scuole. I bambini che hanno appunto partecipato a questi laboratori sono quei bambini che poi fuori sono i primi ad indicare quando vedono un'azione che non è corretta, a differenza di un adulto che spesso magari lascia correre o non ha coraggio di riprendere colui che magari getta la carta o butta la bottiglietta per terra o nel fiume. Il vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, è stato operato alle ginocchia dopo la caduta dello scorso 5 luglio durante una camminata a Lorenzago di Cadore con i ragazzi del seminario. Il vescovo era caduto battendo le ginocchia. Ulteriori problematiche emerse nei giorni successivi hanno reso necessario l'intervento chirurgico alla casa di cura di Monastera. L'operazione è perfettamente riuscita ed è stato dimesso nella serata. Questo lo possiamo dare come aggiornamento. Ora lo aspetta un periodo di convalescenza e di recupero. Per questo motivo gli impegni in presenza nelle parrocchie in alcuni eventi programmati sono stati al momento sospesi. Andiamo adesso nel parco di Villa Margherita, protagonista del progetto di inclusione dei disabili. Oggi è partito un importante progetto di ipoterapia. Mi sento bene? Va bene. Super. Dammi 5. Bravissimo. Una giornata di allegria, di sport, ma soprattutto di inclusione. Sono iniziate nel parco di Villa Margherita le attività ludico-motorie dedicate ai disabili ed oggi protagonista è stata l'ipoterapia. Quindi un gruppo di cavalli che sono abituati a lavorare con persone con disabilità, e stanno facendo fare questa esperienza di incontro col cavallo a una serie di persone. Istruttori e volontari hanno aiutato i ragazzi a salire sui cavalli addestrati ad operare con la disabilità. Anche chi magari nella vita quotidiana ha delle difficoltà
a contatto sopra col cavallo le può vedere ridotte o addirittura eliminate. L'ipoterapia, che tornerà ogni sabato nello storico parco, è una delle tante attività dedicate all'inclusione che hanno permesso di riaprire Villa Margherita alla città. Ci siamo riappropriati della parte esterna grazie all'idea di Mirella Tuzzato e dell'associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi, che però non è rimasta sola, quindi ha aggregato tantissime forze in campo, l'azienda sociosanitaria, il comune che ha messo a disposizione il luogo e da qui il poter ridare Villa Margherita ai trevigiani e all'intera provincia. Chi vuole viverla lo fa attraverso delle attività che vengono proposte, che partono dalla sensibilità del mondo della disabilità, però sono accessibili a tutti. L'attività di oggi, ad esempio, è frequentata da anziani e potrebbe essere frequentata da bambini e famiglie, quindi davvero attività per tutti. Ancora cronaca dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in studio per parlare del primo protocollo in Italia per lo sviluppo di programmazioni musicali a supporto di nuove partite IVA in ambito musicale. La Camera di Commercio ha stanziato 90.000 euro per un accordo di collaborazione con il Conservatorio. Ripartire dalle professioni musicali promuovendole nell'ottica del recupero di attrattività del territorio. Per questo si rinnova il protocollo triennale siglato da Camera di Commercio Treviso Belluno con lo stanziamento dell'ente di 90.000 euro e altrettanti messi dal Conservatorio Steffani in termini di professionalità a servizio. È un accordo che, a differenza del primo, dà una stabilità per il nostro contributo per un triennio già stabilita. C'è stata la prova di questi 3 anni positiva, un riscontro molto buono e il Consiglio Camerale della Giunta hanno deciso di continuare su questa strada. Il primo è quello di favorire la transizione dal mondo della scuola e dell'università, in questo caso del conservatorio, a quello del lavoro attraverso specifiche azioni di orientamento. Il secondo obiettivo è quello di sviluppare, soprattutto per gli studenti, i cosiddetti saperi imprenditoriali e stimolare la crescita e la nascita di imprese creative e culturali, di cui tanto ce n'è bisogno a livello territoriale. Nel primo triennio sono stati realizzati 45 eventi e progetti rivolti ai giovani in cui si cofinanzia una realtà internazionale che vanta 500 studenti. Obiettivo: realizzare il sogno imprenditoriale di fare musica. Ad esempio i ragazzi che studiano tecnico del suono da noi, il diploma accademico di primo e secondo livello in musica elettronica con indirizzo appunto tecnico del suono, che potranno avere per il prossimo futuro attraverso questo accordo dei finanziamenti ad hoc per aprire la propria partita IVA e iniziare una professione in questo settore. Il 21 luglio si svolgerà un concerto dedicato proprio alle partite IVA e parallelamente al lavoro sul contenuto, ha sottolineato Stefano Marcon nelle vesti di sindaco di Castelfranco, si lavora a quello per la realizzazione del contenitore, il nuovo conservatorio per cui il Ministero ha approvato il progetto stanziando 10 milioni di euro. Una mostra di successo che è stata prorogata per il gran numero di visitatori che si sono presentati al Palazzo dei 300 a Treviso, è quella dedicata alla donna in Istria e Dalmazia, ovvero l'altra metà del cielo nell'altra metà dell'Adriatico, ma ci dice tutto Lucio Zanato. Cosa c'entrano le tabacchine con l'attrice Laura Antonelli o le sessolotte con Alida Valli? E Emma Grammatica scoperta da Eleonora Duse con la Lissia? Sono tutte figure della terra istriana e dalmata in una mostra al Palazzo dei 300 di Treviso prorogata per il grande successo riscosso. Donne che sono l'altra metà del cielo, dell'altra parte dell'Adriatico. Un percorso che vede il femminile declinato nei tempi e nei molteplici ruoli, a volte tipici, a volte insoliti per le donne. Così si va dalle breschizze, contadine slave che ogni giorno scendevano in città a vendere i prodotti della campagna, alle rematrici, giovani marinaie capaci di tenere testa ad equipaggi completamente maschili. Donne forti, temprate dalla vita, talvolta segnate in viso dal vento dell'Adriatico. Fiere del loro ruolo di perno delle famiglie perché i loro uomini avevano sposato il mare prima di loro, un mare che a volte non li restituiva nemmeno più. Sarà per questo che è stata soprattutto la forza e la determinazione delle donne istriane e dalmate, ma italiane nel cuore, a far affrontare a testa alta il calvario dell'esodo. Donne che sono ripartite da zero e donne che nella terra rossa d'Istria e di sangue hanno subito violenza e morte, ma anche l'oblio di un mondo che per mezzo secolo si è voltato dall'altra parte quando si parlava di pulizia etnica e di foibe. Ecco dunque il perché di una mostra dedicata anche a loro, perché secoli e compiti,
Storie di successo e di dolore non si perdano come gocce nell'Adriatico. Andiamo adesso a Belluno. In apertura della cronaca dal bellunese, l'incidente mortale avvenuto questa mattina a Caprile sulla Gordina. È morta una donna di 47 anni. Sbanda sulla sinistra e si schianta contro un furgone della Lattebusca adibito al trasporto di prodotti alimentari. Incidente mortale stamattina poco dopo le 8 all'uscita di Caprile all'altezza dell'hotel Montecivetta. Non c'è stato nulla da fare per Carla Scola, 47 anni, originaria di Falcade, Madani, residente all'Aste di Roccapietore. La donna è morta sul colpo all'interno dell'auto praticamente disintegrata nell'impatto. Il racconto del sindaco di Roccapietore che in macchina era diretto a Cencenighe. Ho visto sto bruttissimo incidente, ho capito subito che la strada che logicamente era interrotta, mi sono fermato e poi abbiamo scoperto quando sono arrivati i carabinieri che era una mia cittadina, insomma mi dispiace. La donna viaggiava a bordo della sua Peugeot 205 in direzione Roccapietore quando ad un tratto ha perso il controllo della sua auto che sbandando ha invaso la corsia opposta, finendo la sua corsa contro il camioncino. I vigili del fuoco hanno dovuto tagliare la porta del camion per togliere l'autista che era bloccato dentro. L'uomo sotto shock e ferito è stato trasportato all'ospedale per accertamenti. Raccapricciante la scena che si è presentata agli occhi dei soccorritori. Oltre all'ambulanza del pronto soccorso di Agordo è atterrato l'elicottero Pelican di Bolzano. Purtroppo ai sanitari non è rimasto altro che constatare il decesso della donna e prestare le cure al conducente del furgone. La strada è rimasta chiusa per un paio d'ore per consentire la rimozione dei mezzi e i rilievi di legge eseguiti dai carabinieri di Arabba e dai colleghi della vicina stazione di Caprile. Ci sono poi i temi del Covid con il punto che è stato fatto oggi nella sala convegni del San Martino di Belluno dall'ULSS 2. Dobbiamo spingere, dice la direttrice generale Carraro, guardando ai dati. All'appello manca infatti il 34% dei bellunesi e in questo gruppo c'è pure il personale sanitario. La Commissione sta lavorando, si andrà alla sospensione io sono in attesa delle risultanze che credo arrivino a brevissimo e le persone non vaccinate in applicazione alla normativa andranno sospese. Era inevitabile che finisse così. Per il personale sanitario che ha scelto di non sottoporsi alla immunizzazione la strada era ormai segnata dalla norma di legge che prevede la sospensione dal lavoro. In provincia sono 21 medici ospedalieri, 16 medici del territorio e 216 sanitari fra infermieri, OS, tecnici di laboratorio che dal 1 agosto a meno di un motivo valido per l'esenzione non potranno più esercitare la loro professione. È il tema caldo quello della vaccinazione. L'estate 2021 non è paragonabile a quella dell'anno scorso. Le varianti del virus dilagano e rischiano di mettere in crisi il sistema sanitario. In provincia di Belluno ad oggi sono state somministrate 210.000 dosi. Dobbiamo spingere di più, dobbiamo assolutamente spingere di più. Noi oggi abbiamo ancora il 34% della nostra popolazione vaccinabile che non è vaccinata. Abbiamo aperto ulteriori disponibilità in tutto questo periodo e ieri abbiamo aperto anche per i primi giorni di settembre. Tra le persone non ancora vaccinate ci sono oltre 8.000 over 60 ed è un dato che preoccupa perché questa fascia d'età, l'hanno dimostrato i ricoveri, è particolarmente delicata. La diffusione del virus ha ripreso la sua marcia, 90 attualmente i positivi in provincia, 293 le persone in isolamento. È ripresa con forza l'attività di screening nei Covid point e di contact tracing per mettere in sicurezza chi è entrato in contatto con persone positive. L'incidenza settimanale è pari a 14 su 100.000 abitanti, inferiore al dato nazionale, comunque in crescita. Un appello alle persone, se vogliamo continuare a mantenere la nostra vita sociale, le nostre attività, aiutare il territorio, dobbiamo vaccinarci. Ci sono posti, prenotatevi.
Vi ricordo l'appuntamento per domani alle 18 qui su Antenna 3 con la diretta che dedicheremo alla festa del Redentore che si sta svolgendo anche in questi minuti a Venezia e che sta entrando nel vivo. Domani dalle 18 la diretta con ospiti e collegamenti, mentre alle 19 la Santa Messa Solenne dalla Basilica del Palladio, dall'isola della Giudecca, officiata ovviamente dal Patriarca Moraglia. L'emozione quindi del Redentore tra festa religiosa e festa civile nella nostra diretta di domani. Il telegiornale andrà in onda in via del tutto eccezionale alle 20:30, subito dopo la cerimonia, quindi vi aspettiamo anche domani dalle 18. È tutto da Treviso e Belluno, non ci sono particolari aggiornamenti dell'ultima ora, ci sono le previsioni del tempo. Buon proseguimento di serata. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Benvenuti al Meteo. Domenica 18 luglio all'insegna di un tempo in prevalenza buono. Qualche disturbo ci sarà, ma vediamo nel dettaglio la situazione con l'aiuto della nostra grafica. Sul Veneto ci attende una giornata decisamente soleggiata, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Col passare delle ore qualche addensamento sui settori montuosi e pedemontani dove non si escludono dei rovesci che localmente potrebbero scendere fin verso le aree di pianura. Temperature in aumento, minime tra 18 e 21 gradi, massime comprese invece tra i 30 e i 34 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui bel tempo, tanto sole e cielo poco nuvoloso, non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime tra 18 e 23 gradi, massime sui 30-33 gradi. Infine uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà la stessa, con qualche precipitazione intervallata da parentesi un po' più soleggiate a partire dal pomeriggio. Temperature minime intorno a 18-19 gradi, massime sui 33 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.